Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, perché andava tutto bene ma poi è scappato. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Guide Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 il vostro Marietto Veneziano con il The Guide, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Iniziamo a parlare un po' di questo, perché alcune volte alcune persone, lo ripeto, hanno un rapporto, sono una coppia con una persona e soprattutto lui sparisce tutto in un botto. Magari passano 6-9 mesi, vi ha fatto anche dei bei regali, avete passato un bel periodo insieme e poi a un certo punto lui prende baracca burattini, 4 suoi stracci, prende, parte e va e non lo si vede più. Allora, la prima cosa importante da capire subito che c'è dietro un po' di immaturità, nel senso che poi lui praticamente si porta degli strascici avuti molto probabilmente come momenti di bambini, cioè sua madre magari ha avuto dei problemi di essere lasciato da piccolino, quando lui era piccolino, e di conseguenza lui ha memorizzato questa operazione dentro di sé e non si tiene praticamente le responsabilità verso la persona che ama e quindi scappa. La seconda possibilità è molto invece più realistica e che è un narcisista di quelli praticamente libertini in cui non amerà mai nessuno e ha già calcolato fin dall'inizio avanti un'altra. Questi casi qui sono frequenti in queste persone oppure ci potrebbe proprio essere il caso che magari anche voi entrate in dissonanza con lui e lui a un certo punto si rende conto. Ci sono questi 3 casi che bisogna tenere sempre in considerazione quando lui vi lascia, scappa. Può essere anche il caso che lui a un certo punto abbia visto che proprio non, come si suol dire, non eravate alla stessa vibrazione. Ma voi cosa dovete fare? La prima cosa che dovete fare è non dargli peso, perché dal momento che voi gli darete peso, anche se è vero che a livello teorico è facile parlare, ma poi a livello pratico è difficilissimo, non bisogna dargli peso, perché se no alimentate questa schiavitù, cioè continuate a pensare a questo sogno che nella realtà non lo è mai stato, per il semplice fatto che lui vi ha inculcato dentro di voi un meccanismo che è praticamente una mappa mentale, ma nella realtà lui non è mai stato quello che voi pensavate, se no non scappava chiaramente, no? Magari è vero, è stato gentile, vi ha fatto dei bei regali, vi ha portato dei bei posti a mangiare, però era tutta una strategia, perché lui nella sua inconscio, nel suo subconscio, nella sua mente aveva già programmato, anche se magari non se ne rendeva conto, la toccata e la fuga. Quindi voi non vi dovete mai in un certo senso far trascinare da questo abbandono, dovete attaccare subito un muro vibrazionale, quindi dovete salire subito di vibrazioni, perché se no restate schiavi di questo sogno che nella realtà è stato proprio un sogno. E la prima cosa da fare, il vostro Marietto Veneziano ha già pensato questo. Perché? Perché nelle pillole dalla 17ª in avanti il vostro Marietto Veneziano ha messo nel playlist delle pillole Radiostesia Basic dei circuiti vibrazionali che tagliano sia le pene d'amore che questi rapporti negativi parassitari, in modo che voi utilizzandoli possiate in un certo senso ricaricarvi da questo brutto colpo, crescere, staccarvi da questi pensieri negativi, anche se voi pensate che siano stati magari 9 mesi di, come si suol dire, paradiso. Dico 9 mesi come potrebbero essere anche 4 anni, perché magari quando finiscono poi gli ormoni uno prende la valigia e scappa, perché sono fatti così. Però voi andate nella pillole del vostro Marietto Veneziano, nella sezione lezione Radiostesia Basic, dalla 17ª pillola in avanti ci sono dei circuiti che aiutano proprio questi momenti di transizione per farvi elevare di vibrazione, staccarvi da questi parassiti
vibrazionale che vi hanno creato questi scompigli nella vita e il cercare la vostra anima gemella. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito qui, vi ringrazio di avermi seguito e vi chiedo di iscrivervi al canale col vostro ditino PAM sul mouse, andate su iscriviti sul canale del Degadam, chiaramente, e Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!